Un gol al 98esimo, una partita ribaltata sotto pressione, una sentenza che poi ha cambiato tutto. È così che siamo arrivati qui. Aragona contro Alcamo, Alcamo contro Aragona, spareggio, 90 minuti, forse di più per decidere un'intera stagione. Benvenuti da Petralì, amici! Eccolo subito il pallone allora, controllato proprio da Prestigiacomo, palla che va fuori, aggredito allora dall'ultimo ingresso, diciamo, del campo. Caruso arriva a Rama, fallo, dice il signor Ingrassia, punizione per l'Aragona. Piraneo dentro i saltatori, la mette, va tiro, volente in porta, l'ha rifatto Piraneo, incredibile, quasi la fotocopia del gol dell'1-0 del 19 aprile, incredibile, 1-0 Aragona, la fotocopia di Piraneo per sbloccare la partita. Passa Rosone che è giocata, vuole il doppio dribbling, è arrivata anche Caruso in aria, calcio di rigore Alcamo, subito emozioni a 1000, va lui, Riccopono destro, fotocopia anche per lui, la mette esattamente dove l'aveva messa d'Aragona, è 1-1. Come siamo partiti, signore e signori, per questo spareggio che è di promozione, ma per come stanno giocando sembra da Champions League. Lotta delle Rama, uno di quelli che deve dare qualità, passa ancora Rama con un numero, palla in mezzo per Genova, incredibile, c'è fuori gioco, aveva alzato prima la bandierina qui il direttore di gara. E ancora polemica allora su un fuorigioco in Aragona Alcamo. Sono passati 15 giorni, ma sembra tutto uguale. Come vediamo spesso si cambiano con Rosone, Pulizzi stavolta a sinistra e Rosone fa il sottopunta, passa ancora Pulizzi, palla per Lentini, adesso Rosone che è venuto in mezzo al campo a fare gioco, allarga da Cottone, palla in mezzo per Lentini, ancora un po' di testa di Tantillo, messa alta. Ed eccolo Genova che riparte. Piraneo dentro a cercare ancora Genova, Daniele Rama, occhio ancora l'opportunità, altro fuorigioco, sostegno, sempre Rinaldo, si accentra con la palla incolata al destra, adesso allarga da Namio, mai una cattiva idea, può puntare col mancino ancora Namio dentro l'area, Namio ce l'ha sul sinistro, Rinaldo la mette in mezzo, non c'è nessuno sul secondo palo, punizione Alcamo, Fili. Pulizzi, lo abbiamo detto, l'abbiamo visto prima, si è abbassato a fare gioco, lancio lungo a cercare ancora Lentini, ancora arriva Rosone, sale in cielo e fa volare l'Alcamo, 2-1, l'invenzione, ha preso l'ascensore per fare 2-1 Totò Rosone. Trama in mezzo a due, arriva da quel lato però a chiuderlo per Spina, sempre Spina, messa a terra, finisce qui, l'Alcamo è in eccellenza, vince, batte l'Aragona nello spareggio e vola in eccellenza, una partita indimenticabile, una stagione indimenticabile, quella che ci hanno fatto vivere queste due squadre, quella dell'Alcamo finisce qui, perché arriva il risultato sperato, arriva l'eccellenza, quella dell'Aragona invece passerà dai playoff. Presidente, complimenti perché ci avete fatto vivere una bella domenica di sport, gara secca, gara maschia a fronte aperto, complimenti ancora. La ringrazio, sapevamo che le finali sono così, abbiamo vissuto una settimana difficile dal punto di vista proprio mentale perché i ragazzi fino a mercoledì erano davvero provati, delusi dalle situazioni che sappiamo, però l'abbiamo interpretata bene la gara nonostante avevamo degli assenti. Secondo me nel primo tempo si poteva fare qualcosa in più, abbiamo avuto anche le occasioni per poter segnare, però ahimè il calcio è questo. Ecco, adesso il vostro futuro, perché è chiaro che il calcio ad Aragona non finisce il 3 di maggio 2026.
No, adesso ci saranno i playoff che giocheremo in casa, dove abbiamo 2 risultati su 3 a disposizione, quindi c'è solo un po' da rimettere un po' i cocci a posto, sistemare la testa di questi ragazzi e prepararci ai playoff. All'Alcamo, a questa città, cosa sente di dire da uomo di sport, da colui che del fair play, dalle risposte abituato a vivere? Ma certo, io auguro all'Alcamo di raggiungere al più presto le categorie che merita, perché l'Alcamo comunque nel suo passato ha fatto categorie professionistiche. Poi aggiungo anche che comunque noi l'abbiamo incontrata 3 volte, per 3 volte ci ha battuto, quindi non abbiamo attenuanti.